Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo tornati su Flight Simulator, facciamo una tappa che forse ho già fatto anche in passato, ma che voglio riproporre visto che sono stato da poco a Vienna. Quindi la tappa di oggi è Venezia-Vienna, quindi partiamo la sera con una A319 della Austrian Airlines e niente, ci stiamo caricando passeggeri e bagagli. C'è un po' di nebbia a Tessera, infatti vedo che siamo col meteo in tempo reale, quindi effettivamente c'è brutto tempo anche qui a Venezia. Vediamo, vediamo un po' di aerei qua vicino, vediamo un KLM, un Air France, qualche Alitalia e un EasyJet, non vedo altro. Ok, adesso carichiamo il tutto, anche non so se questo velivolo è compatibile con tutti, col ground qua, perché la 319 mi è sempre dato un po' di problemi rispetto ad altri voli. Comunque vabbè, insomma, cioè, noi intanto carichiamo, entriamo un attimo qua. Intanto ci prepariamo le varie telecamere. Vediamo la gente. Sarà un volo molto rapido, quindi insomma non ci metteremo tanto. Non sarà un volo lungo, sono 233 miglia. Che spazio! Morning. Ok. Hello. Ok. Chiaramente ragazzi non vado a simulare le vere procedure perché purtroppo ragazzi il tempo è quello che è, lo sapete, ce li ho gli aerei quelli professionali, li ho imparati anche a usare, ma per fare un volo ci metto cioè minimo, come si dice, 3-4 ore, quindi non è proprio fattibile. Diciamo che voglio trovare più realismo dal punto di vista grafico, se possibile. Ok. Qua hanno caricato il tutto. Chiudiamo le porte. Ok, le porte le stiamo chiudendo. Quindi chiuso, tutto chiuso, ottimo direi. Magari questa. Ok, dobbiamo partire a 7000, mettiamo già la velocità iniziale. Ok. Morning. Perfetto. Morning. Ok. Ok, andiamo di pushback. Andiamo di pushcat. Hello Captain, we are ready for pushback. Ok, hanno attaccato il tutto. Push. All engines clear. Start that wheel. Ok, comincia il pushback.
La cosa più bella è sempre l'ometto che è qua. Guardate che bello che è l'ometto, è qualcosa di incredibile l'ometto. Ok, qua stiamo cominciando il pushback. Andiamo in lontananza a Venezia, ma l'abbiamo visto tante volte, sono partito innumerevoli volte da Venezia. Andiamo a Vienna, visto che, ripeto, è da poco che, come si dice, sono andato a Vienna, mi sembrava giusto e corretto partire, cioè fare la tappa Venezia-Vienna, forse, però ripeto, probabilmente l'ho già fatta in passato. Comunque la nebbia si sta andando via, per fortuna abbiamo il campanile di San Marco, perfetto. Ok, non possiamo partire perché sì, qua ho partito un po' a culo, perché sta arrivando una 320, eccolo qua, infatti c'è traffico. Di qua sta andando via dalla pista dall'Italia. Sì, potevo parcheggiarlo un po' meglio, però. Vabbè, godiamoci l'arrivo. Trovo sempre traffico a Venezia, l'aeroporto, insomma, non piccolo assolutamente, mi sembra sia il terzo più grande, più trafficato d'Italia, mi pare, però insomma ne abbiamo visti di molto più grandi, ma questo rimane uno dei più trafficati per noi. Eccolo, è un Vueling, screenshot assolutamente, tac. Touchdown, bellissimo anche, very compliment. Io intanto comunque mi cazzo in pista. Non parto, ma mi metto in pista. Perché abbiamo fretta di arrivare a Vienna sana. Dai, metto su. Ok ragazzi, scusate, ho avuto un piccolo problema, adesso possiamo partire. Vai Beppe. Speriamo di fare un buon volo e arrivare a Vienna sani e salvi. Ok. Very good. Ok. Vai di pilota automatico. E comincia l'avventura. Ok, right 45. Ok, e mantieni 9. C'è qualcosa? No. Salutiamo Tessera e Venezia e via verso Vienna. Cazzo c'è? Perché sto rumore? Buono.
qua forse. Forse questo. Buono. Raga, siamo in salita per 2-3-0, che nella quota di crociera, che la quota di crociera è 2-5-0. Tempo buono, ma qualche nuvolone in più. Qua c'è l'aeroporto e si gode. Ok. Aspetta un attimo. Ah, Rivolto. Ok, sono sopra l'aeroporto di Rivolto. Giusto, la base militare. Buono. Mancano mezz'oretta, ripeto, è un volo molto rapido, cioè ci metti poco anche in treno, cioè poco, comunque 5-6 ore, quindi in aereo in neanche un'ora sei arrivato. Eccolo qua. Ok ragazzi, siamo andati alla quota di crociera 250. Il volo procede bene, ci stiamo contattando il centro di Lubiana Sener. Il volo procede bene. Ritorniamo a Vienna anche nell'eventuale, ragazzi, non vedo l'ora. Ok raga, abbiamo raggiunto la quota di crociera 250 e siamo sopra le Alpi. Molto bene. Ok, abbiamo contattato Lubiana, traffico ne abbiamo. Ok, 154 miglia, perfetto. Siamo veramente ad hoc. Siamo proprio nella perfezione cubendiana. Perfetto. Ragazzi, ci siamo, ma perché deve essere brutto anche oggi? Cioè, perché? Me lo spiegate? Dio Madonna? Guarda che roba. Cioè, una nebbia austriaca senza precedenti, mai vista nella storia viennese. Dio santo. Volevo vedere se vedevo le torri, un po' di prater, visto che anche Vienna. Fatto bene, no, niente, non si può, vietato, vabbè. Allora, vabbè, è bello, una bella giornata. Left 55, il tuo pene 55. Effettivamente mi danno nubi spalle, è un po' strano, no? Non veramente solo a questa quota qua. Però molto strano onestamente. Il meteo non mi dà un tempo dai miei programmi così brutto. O è solo proprio una delle nuvole che proprio sono in questo punto qua. E infatti immaginavo io, non mi sembrava strano.
dov'è adesso? Me lo diciamo un po'. 2, 7. Ok. Contact Stephanie, approach. Approach. Ok boss, dai. Ok, allora left 320. Ok. Buono. Ok, dai che ci siamo, entriamo nel circuito, approach mode, e adesso soccazzi per la città di Vienna. Arriva Ugume. Sono tornato ragazzi. E adesso vediamo come costruiamo un approach degno di nota, perché sapete che il Cume è famoso per i suoi approach. 2500. Ok. E adesso comincia la velocità a scendere, questo mi piace. Ok. Raga, iniziano degli approcci più belli della storia, l'approach cumendiano, l'approach. Ok. Scusate ragazzi, sono un po' rincoglionito, lo sapete l'età. Ormai è quel che è. Ok, è andato via il segnale della prua, quindi adesso sono in modalità approach. Ok, adesso inizia la virata. Il viratone obeso stai iniziando. Ok. Buono. Prendiamoci come sempre in anticipo. Devo stare un po' attento però. Meglio, sì, accelerare un pochino. Dopo. Finché non andiamo nel sentiero di discesa.
Allora, ok. Adesso possiamo anche abbassare di nuovo un po'. Ok, buono, buono, dai che ci siamo. Ok, scusate se parlo poco, ma sto cercando di capire una cosa, che se sta andando in porto o no il sentiero di discesa. Allora, ok, perfetto, godo, mangiatemi il pene. Buono. Ok, adesso vediamo un attimo una panoramica. Bene, bene, l'importante era arrivare a questo. Io sono già soddisfatto così. Ok raga, siamo arrivati a Vienna, stiamo facendo il deboarding, il KLM che sta partendo, qua partono tutti praticamente, cioè è una roba impressionante. Un aereo sta partendo, altri 50, figata proprio, incredibile, bellissimo anche l'aeroporto, fatto veramente, veramente da Dio. Beh, screenshot, e salutiamo tutti raga, un saluto del commendatore veneziano, viva l'Austria, viva il Cuba, viva tutti, e soprattutto siamo atterrati. Ciao!